Fortemente preoccupati per la mancanza dei fondi per completare la terza corsia nel tratto di 25 km che collega Portogruaro a San Donà di Piave, i primi cittadini del Veneto orientale si sono riuniti su richiesta del sindaco di Portogruaro. E abbiamo chiesto alla regione, alla città metropolitana, ma in primis anche al governo che si metta la mano sul cuore, ma soprattutto la mano sul portafoglio. Sono 20 anni che è prevista e progettata la realizzazione della terza corsia nel tratto Mestre-Trieste e in 20 anni non si è riusciti a trovare soldi per realizzare l'intera tratta. Una tratta che è un'opera che ha motivato e giustificato il commissariamento e quindi l'unico forse rimasto in Italia, anzi sicuramente l'unico rimasto in Italia, con le norme della protezione civile. Significa che ha enormi poteri e doveri ed è previsto per l'urgenza e la necessità di eseguire queste opere. Oltre agli incidenti in cui molti automobilisti hanno trovato la morte, c'è poi il fattore turistico. 10 milioni di persone escono dal casello di Portogruaro, 10 milioni di persone escono dal casello di San Donà di Piave. I 22 comuni andranno in difficoltà perché se c'è un incidente mortale o grave all'interno dell'autostrada, perché c'è un imbuto ovviamente, questo si ripercuote su tutta la viabilità interna. Però il problema principale è la morte e gli incidenti gravi delle persone. Noi dobbiamo essere attenti a questo fatto, non possiamo sorvolarci.